17:29, pochi secondi a 17:30, buonasera e bentrovati dunque con una nuova edizione straordinaria, gli aggiornamenti come sempre in diretta e andremo avanti sino alle 23 questa sera perché c'è anche Ring, come sempre ormai avete capito nelle ultime settimane in questa condizione originale, perché ovviamente non... per la precauzione di tutti possiamo avere ospiti, abbiamo fatto questa scelta in studio pur già rispettando le distanze, ma sarà sempre con approfondimenti, anzi via Skype, collegamenti telefonici, molti servizi. Continueremo a rivedere un po' tutta la cronaca di questa giornata. Poi rivedremo tra poco non solo la tabella di riepilogo in attesa della prossima che arriverà nell'arco di circa mezz'ora nel corso di questa diretta e che reca, sapete, il conteggio quotidiano di contagi, ricoveri e purtroppo anche decessi. Riascolteremo sempre tra pochi istanti alcuni punti salienti della conferenza stampa di questa mattina del governatore Luca Zaia insieme alla squadra di alcuni non solo il rettore dell'Università di Padova, docenti, tra cui medici, insomma, tra cui il professor Crisanti, che esattamente una settimana fa, proprio in diretta con Antena 3, aveva spiegato quello che poi oggi è diventato ufficiale. Non sono i tamponi a tappeto, ci tiene a precisare questa definizione come errata, ma tamponi mirati, dunque nel momento in cui si scova un contagio si effettuano i tamponi anche ai vicini, ipotizzando una palazzina, ai condomini, se è una casa singola alle altre abitazioni vicine, cioè ai contatti che magari questa persona che può essere appunto abbia contratto il virus da un positivo asintomatico, quindi l'obiettivo è inquadrare e cercare quel positivo asintomatico. Dunque un paio di aggiornamenti, c'è, ve lo dico subito, un'ANSA che riguarda i contagi all'interno dei dipendenti, tra i dipendenti dell'ULSS 2, dà delle cifre che sono importanti, ma pare in questo momento non essere ancora ufficiale o veritiera, quindi attendiamo qualche minuto prima di comunicarvi questo dato. Prima vi leggo un'ultima ora da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: la pandemia si può cambiare, ma servono tattiche aggressive. Possiamo cambiare la traiettoria di questa pandemia, chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che vi è stata a contatto, quello che dicevamo pochi istanti fa, lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo briefing quotidiano da Ginevra. Un paio di aggiornamenti ancora: l'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, ha dato il via libera all'impiego dei droni per le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul nostro territorio, sul territorio nazionale e anche quello comunale, quindi ci si organizza. Saranno ovviamente le polizie locali a mettere in campo quest'ulteriore tecnologia, dunque i droni per monitorare dall'alto gli spostamenti dei cittadini. Lo prevede una disposizione ENAC valida fino al 3 aprile, che consente di derogare ad alcune norme del regolamento sugli aerei a pilotaggio remoto nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica, garantire questo contenimento per la diffusione del coronavirus. Contro la diffusione del coronavirus, le esigenze di impiego di questi mezzi sono state manifestate da numerosi comandi delle polizie locali nel nostro paese. Poi c'era un altro, ed eccolo qua: domani alle 15 ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri e pare che sul tavolo ci sia un possibile inasprimento legato al decreto delle sanzioni, quindi per chi viola le norme anticontagio. L'idea al vaglio del governo è inasprire l'ammenda ora prevista, introducendo una sanzione amministrativa non penale per chi violi le limitazioni agli spostamenti o le altre disposizioni del DPCM. Si discute, secondo alcune fonti, di una multa che potrebbe essere intorno ai 2.000 euro. Dunque, domani lo scopriremo, lo sentiremo anche questa sera, perché nel corso di Ring a partire dalle 21:15 sarà ospite anche virtuale anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Veneto bellunese Federico D'Incà,
e dunque cercheremo di capire se davvero nel Consiglio dei Ministri domani è previsto un inasprimento, multe, sanzioni che diventano amministrative e non più penali, fino a 2.000 euro per chi non rispetta le regole anticontagio, quindi la circolazione in città e non solo. Dunque è il giorno delle mascherine, oggi sappiamo per esempio a Treviso la consegna soprattutto per le persone più deboli, così definite, quindi magari gli anziani, chi ha già patologie. Da domani, e anche di questo parleremo questa sera con diversi sindaci nel corso di Ring, come si procede alla distribuzione delle mascherine. Vediamo l'arrivo di queste mascherine Made in Veneto a Treviso. Voi da dove venite? Pederoba, zona 1. Quante ne portate via? 1300. Buon lavoro. Grazie. È stato un via vai continuo nella sede della Protezione Civile di Treviso per la distribuzione della prima tornata di mascherine in tutta la Marca. Queste sono le quantità suddivise per numero di abitanti per comune. Questa è l'area di smistamento a livello provinciale di tutte le mascherine che arrivano dal deposito regionale di Padova. E qui vengono distribuite a tutte le unità comunali? A tutti i comuni della provincia di Treviso. Protezione Civile Comunale che da oggi pomeriggio ha iniziato la consegna ai cittadini impossibilitati a ritirarle. Con un furgone ben riconoscibile, ecco come si devono presentare e quale sia la procedura che devono tenere i cittadini alla consegna. Chi è? Sì, buongiorno, a Protezione Civile di Treviso, sono il coordinatore. Dovrei consegnare la mascherina. No, signora, lei rimanga in casa, lei è al secondo piano? Sì. Glielo porto su io al piano, stia in casa e la lascio fuori dalla porta. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Siamo qua? Sì, signora, rimanga chiusa per favore. Sì, l'abbiamo. Sono due le mascherine? E venga io. Sono due le mascherine? E una, signora. Ah no, due perché siamo i due vecchi. Signora, è una per nucleo familiare. Ah, uno, grazie. Grazie, chiuda la porta, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Si figuri. Adesso gliela lascio e la saluto. Auguri. Arrivederci. Abbiamo visto la procedura. Che cosa dobbiamo dire agli anziani se gli suonano il campanello? Allora, intanto l'operatore si identifica dicendo Protezione Civile Comune di Treviso, sarà vestito con la propria divisa, avrà il tesserino di riconoscimento. Consegniamo le mascherine, non ci dovete niente né a noi e né a nessuno. Se qualcuno dovesse per caso in modo fraudolento farlo, segnalatelo subito alla polizia. Domani la distribuzione continuerà in diversi punti del centro storico, raggiungibile a piedi, e dei quartieri dove i cittadini invece sono invitati a recarsi in auto per evitare il più possibile i contatti tra le persone. Allora, così nel servizio di Lucio Zanato l'arrivo delle attesissime mascherine che ricordo saranno distribuite nelle prossime ore. Ecco, da Antonio Esposito, Italo Morao, vedo già la grafica, facciamola pure vedere Italo, dei dati che riportano sempre i contagi. Questa è l'ultima tabella di questa mattina in attesa della prossima tra pochi minuti e sapete sono 5.505 a stamattina, più 233 da ieri sera, 15.376 persone, lo vedete il dato a destra, in isolamento domiciliare e poi purtroppo dobbiamo registrare le 192 vittime dal 21 febbraio, i 281 che sono in terapia intensiva. Di questo abbiamo già parlato anche ampiamente questa mattina. Torniamo invece a sentire, prima di qualche altro collegamento in diretta, il governatore Luca Zaia che appunto spiega il tema dei tamponi, sul quale intervengono anche gli ordini e dicono è urgente procedere sull'effettuazione dei tamponi a tappeto, così dicono loro, su tutti i sanitari, medici e infermieri in prima linea e più esposti a rischio di contagio da Covid-19. Lo afferma l'ANSA, il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli. L'indicazione del Comitato Tecnico Scientifico di estendere l'uso dei tamponi per il personale sanitario non è rispettata dalla grande maggioranza delle regioni. I medici continuano a morire e questa situazione, dice, è inaccettabile. Dunque tamponi a tappeto sì per medici e sanitari, così l'appello appunto dall'ordine nazionale. Vediamo Zaia e il professor Crisanti questa mattina, riascoltiamo i passaggi più importanti. Questi dati dicono che intanto non siamo davanti a un'influenza, perché abbiamo 1400 letti occupati da cittadini che sono
hanno bisogno di cure sanitarie importanti. 1400 letti vuol dire due bei ospedali di provincia. E siamo preoccupati del fatto che comunque non ne siamo ancora usciti. Abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento e tutto quello che poi ne consegue, insomma, cioè noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza. E l'ordinanza, qualcuno ha detto, ma perché hai messo i 200 metri? Perché noi in Veneti siamo così, vogliamo sapere anche qual è la misura. Forse la prima ordinanza nella storia che è i 200 metri da casa, ma tutti si sono attenuti al rispetto di queste regole. Ed è fondamentale ringraziarli perché è un sacrificio immane. Poi abbiamo visto che nottetempo in questo fine settimana è arrivato anche il DPCM col tema delle imprese e quant'altro, però noi continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Ed è fondamentale che il senso di civiltà e di comunità sia assolutamente presente in ognuno di noi. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo donazioni, li ringrazio di cuore. Anche oggi una famiglia importante, nota del Veneto, i Polegato, hanno voluto donare per questa causa 1 milione di euro. E ringrazio quindi Mario Moretti Polegato, che è il titolare di Geox, e il figlio Enrico Moretti Polegato, titolare e amministratore delegato di Adora, per questo ulteriore finanziamento. Si va sempre più ingrossando il numero di persone che stanno sostenendo questo progetto, sostengono il nostro progetto di cura dei veneti, di tutela della salute dei veneti. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Infine, rispetto a tutti questi temi, io vi dico che noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci, ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Evito di citarveli perché sembrano degli scioglilingua, a iniziare dal Tulicizè, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite. Li stiamo sperimentando. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità
un minimo barlume di luce in fondo al tunnel, che può essere o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. E abbiamo università come l'Università di Padova, che è qui presente, che è in grado di prendere in mano un protocollo sperimentale e dirci se un farmaco serve o non serve. Le epidemie si combattono su 3 fronti: si combattono sul fronte dell'ospedale con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa con la disciplina e imporsi di limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Che cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. È chiaro che questo è un progetto estremamente ambizioso che richiede una notevole capacità operativa, che è esattamente la sfida più importante in questo momento è questa. Quindi la Regione sta coordinando tra tutti i laboratori delle microbiologie come disporre i macchinari, come recuperare come aumentare il personale e come distribuire i reagenti. È chiaro che questo è uno sforzo che vede coinvolte tutte le microbiologie del Veneto. Dal canto nostro all'Università di Padova noi siamo passati, mi ricordo perfettamente il giorno di Vo, da 100 a 1000 campioni al giorno, a 2000 che ne abbiamo fatti ieri, e contiamo di arrivare a 4.500 durante la prossima settimana. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare, e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e un aumento delle persone, e una diminuzione delle persone in terapia intensiva. Questi sono i parametri, quindi dobbiamo diminuire quel valore, quella frazione tra ospedalizzati e casi totali, terapia intensiva e casi totali. Questo numero deve diventare sempre più piccolo. Questa è la misura del nostro successo. Arrivati a un certo punto, caratteristica veneta, se tu guardi sì, che è già una caratteristica veneta, ci stiamo già molto vicini a questo, adesso incrociamo le dita, ma diciamo il Veneto, non so se posso dirlo, ma insomma ci sono degli indicatori molto positivi da questo punto di vista. Arriviamo alla fine. Da questo punto di vista, poi casomai lo dirò. Quindi ecco, questo è questo che ci si deve aspettare. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ecco, questo diciamo è quello che ci si aspetta, è quello che vi dovete aspettare, quali sono la metrica del successo di questa operazione. Aumento del numero dei positivi, diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive, fino al punto di flessione in cui cominciano a calare tutti. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo perché è una sfida immane, perché chiaramente noi ci preoccupiamo di identificare sia gli individui a rischio, come ha detto il professor Issudo, e qui ce ne sono tantissime categorie, sono praticamente le persone che lavorano nei cassieri dei supermarket, sono i poliziotti, e sono tutti quelli che negli uffici pubblici sono a contatto con il pubblico, e poi i vulnerabili, perché ci sono sicuramente delle categorie vulnerabili che noi dobbiamo proteggere, e sono gli anziani nelle case di riposo. Noi non vogliamo che il virus entri là dentro, perché sappiamo perfettamente cosa possa fare. Quindi la nostra tracciabilità, faccio un esempio, supponiamo che una persona si sente male, telefona all'ufficiale sanitario e dice che pensa di avere l'infezione da virus. Il professor Meridiano manderà la sua squadra, farà il prelievo alle persone che stanno lì intorno, agli amici, ai parenti, e se sta in un edificio lo faremo a tutto l'edificio. Con questa è sorveglianza attiva. Se sta in una casetta cercheremo di vedere 4-5 casette intorno per fare appunto per quei cerchi allargati che sono
famiglia, amici e vicinato. All'appello mancano 250.000 casi di infezione, che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte dal punto di vista matematico a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa e gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quei 56.000, non è il numero giusto. È stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime. Questa è la verità. Allora, mi aspetti... Sicuro, perlomeno. E questo poi il dato, perché appunto molte cose dette dal professor Crisanti, i nostri telespettatori hanno avuto l'occasione di sentirle una settimana fa proprio da lui nel corso di Ring, come si procede ai tamponi. Adesso abbiamo appena risposto ad altri telespettatori, sono centinaia e centinaia le vostre richieste, cerchiamo piano piano di rispondere non solo in diretta ma anche scrivendovi, rispondendovi attraverso la pagina Facebook di Antena 3. Ma è questo il dato, dicevamo, che ci ha un po' sconvolto, che non dobbiamo guardare i 56.000, quasi 60.000, oggi vedremo cosa dice fra 8 minuti Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ma 10 volte tanto, quindi dobbiamo pensare che ci sono almeno 200-250.000 asintomatici e 200.000 sintomatici che però non sanno di avere il coronavirus, più i casi ormai conosciuti, questi quasi 60.000 di contagi di cui parliamo incrementando ogni giorno. Quindi circa 600.000 persone nel nostro paese avrebbero il coronavirus. Dunque, prima di collegarci con la Protezione Civile, il segretario del Partito Democratico e sindaco di Noventa Padovana, Angelo Luigi Bisato, sentiamolo nel suo video messaggio di oggi. Vediamo, perché ci dice che è impossibile? Allora scusate, provo a riavviarlo. Niente, o è sparito. Vabbè, poco fa funzionava, cercheremo di riattivarlo tra poco. Scusate, non so che problema c'è stato. Il ministro Boccia: senza lo Stato non ce l'avrebbe fatta nessuna regione, di questo Fontana è consapevole. Il tema è sul contrasto a distanza tra la Regione Lombardia ancora una volta e il governo, ci voleva più coraggio per le chiusure, come chiesto da Fontana, insomma questo poi è un tema che va avanti ormai da giorni. Cos'è l'Avigan? È quel farmaco di cui ha parlato Zaia, fa riferimento a quanto reso forse noto ai più da quel farmacista che in Giappone ha girato quel video e ci racconta dell'Avigan. Oggi arriva la sperimentazione, come sapete, e adesso vi dirò un dato in più, ma è la stessa azienda che lo produce che dice che non c'è una certezza sull'efficacia di questo farmaco, quindi è una sperimentazione in più e che si farà, ma non c'è insieme appunto all'antireumatoide, ma ci sono circa 5-6 farmaci che stanno sperimentando solo nella nostra regione, tra cui questi due che abbiamo citato. Cosa dice Zaia ora? Prendo con piacere la comunicazione del ministro Speranza e ben venga la decisione dell'AIFA di sperimentare l'utilizzo del farmaco Avigan sul territorio nazionale per testare la capacità di combattere il coronavirus. È il commento del Presidente del Veneto Zaia all'annuncio del Ministro della Salute Speranza sull'avviso della sperimentazione del farmaco. Come già detto nei giorni scorsi, la sanità del Veneto è pronta ad affrontare il protocollo che verrà deciso per testare il farmaco nei pazienti del nostro territorio. Prosegue il governatore: è giusto e corretto non dare facili speranze, certo. Questa è infatti una sperimentazione scientifica, è tuttavia pur vero che non bisogna lasciare nulla di intentato nella lotta alla peggiore epidemia dal dopoguerra ad oggi. Vediamo se sono riuscito a recuperare il video. Eccolo qua, adesso sembra funzionare. Proviamo, Italo. Lara pongono al centro dell'attenzione il gravoso tema delle case di riposo e degli ospiti delle case di riposo. In Veneto ci sono più di 200 strutture e 30.000 ospiti accolti, senza naturalmente considerare gli operatori sociosanitari e il personale medico. Sono in una fase di assoluta emergenza sia da un punto di vista economico per le spese aggiuntive che sono gravate sulle
risorse degli enti, a partire da continue sanificazioni e soprattutto dalla turnazione difficilissima del personale, che non vuole rischiare la vita senza avere presidi medici adeguati e un sistema di monitoraggio attraverso tamponi progressivi del personale e dei degenti. Questo il gruppo consigliare del Veneto del Partito Democratico chiede con forza, che venga creato un fondo ad hoc da parte della Regione e una task force che individui personale sociosanitario che possa dare ad integrare le esigenze delle strutture stesse. Lo si faccia subito e fin da domani, con un'indagine adeguata che individui casa per casa eventuali casi Covid, cercando di circoscriverli per non fare in modo che l'emergenza diventi di tutta la popolazione. Così Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto, nell'appello su come affrontare questa emergenza. Allora, ci sono tantissime domande. Daniela chiede dove trovare le mascherine a Favaro. È l'amministrazione comunale che deve farvi sapere ovviamente come avviene questa distribuzione e noi questa sera cercheremo di approfondire il più possibile. Stiamo cercando anche dal Comune di Venezia, per esempio, di farci sapere qualcosa di più. Un amministratore di condominio che dice: hanno chiuso il mio ufficio, come faccio a lavorare? È un servizio utile anche per i nostri residenti. Cristiano: sono venuto a contatto con una persona positiva, perché non mi fanno il tampone? Ho chiamato il medico di base perché avevo mal di gola, non sapevo ancora che alcuni miei contatti erano positivi, mi hanno fatto restare a casa per qualche giorno, poi sono tornato al lavoro. I due miei colleghi sono stati riscontrati positivi. Sabato ho saputo che anche un'altra persona è stata riscontrata positiva. Insomma, è chiaro, Cristiano deve ricontattare il suo medico, aggiornarlo su tutta questa situazione e capire ovviamente come agire, perché proprio il problema, l'abbiamo detto molte volte, ormai l'hanno capito tutti, per quello si preoccupano anche di essere positivi asintomatici, è proprio lì che si nasconde il rischio maggiore per la diffusione di questa epidemia. Dunque, tampone alla polizia, chiedo dalla regia, mandiamo anche questo servizio mentre prepariamo la conferenza stampa di Borrelli per capire le ultime di oggi. Soddisfazione perché la Regione starebbe per estendere i controlli con il tampone agli agenti di polizia in servizio nelle nostre città. La FSP, infatti, la Federazione Sindacale di Polizia, aveva, fin dai primi giorni dell'emergenza, chiesto alla Regione di effettuare uno screening medico tra gli uomini in servizio. Abbiamo appreso che la Regione del Veneto avrebbe accolto la nostra richiesta di estendere al personale di polizia impegnato sul territorio la verifica a mezzo di tamponi. È un'iniziativa per noi importante perché siamo consapevoli che questa sia una battaglia che si vince contro il tempo e in questo momento di tempo ne abbiamo sempre meno. Siamo ora in attesa di conoscere quali potrebbero essere le modalità di queste verifiche. Ora il sindacato attende di conoscere i dettagli e le modalità con cui verranno effettuati i controlli sugli agenti che per il loro lavoro in prima linea sono a rischio di possibile contagio ma anche di involontaria diffusione della malattia. In questi giorni, infatti, al pari del personale sanitario, i poliziotti entrano per servizio in contatto con centinaia di persone, molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate, e non ammalarsi è importante per continuare a essere d'aiuto alla comunità. Esperienze come quelle del comune di Vo ci insegnano che anche soggetti asintomatici possono diventare involontari portatori del virus ed è questo che noi intendiamo scongiurare per il nostro personale impegnato sul territorio. Allora, prima della conferenza stampa vi faccio vedere lo schermo, ancora non è cominciata, ma è molto importante perché ci darà gli ultimi aggiornamenti. Scalerei al tema ritiro pensione imposta, lo dico alla regia, perché abbiamo sentito il responsabile Nord-Est ed è molto importante. Chiaramente sapete che proprio per evitare un afflusso eccessivo agli uffici postali per chi non ha l'accredito, per chi va a prendere appunto la pensione fisicamente all'ufficio postale, si è deciso di scaglionare questa consegna a partire dal 26 marzo. Sentiamo il responsabile. In questo momento di emergenza stiamo provando e stiamo cercando di garantire a tutti i nostri clienti pensionati di poter ritirare la pensione all'ufficio postale. Questo sarà possibile dal 26 di marzo
Chiaramente stiamo lavorando e lavoreremo, quindi c'è già una comunicazione istituzionale per fare in modo che tutto ciò avvenga secondo quelle che sono le norme di sicurezza emanate dalla Presidenza del Consiglio e quindi con uno scaglionamento per lettera alfabetica. Questo ci permetterà di limitare gli accessi negli uffici postali. È chiaro che c'è la possibilità per chi è possessore di una carta libretto, di una carta Postamat o di una Postepay Evolution e quindi di poter ritirare la pensione direttamente all'ATM, quindi al cash dispenser, già dal primo giorno del pagamento pensioni. Questo ci aiuterà sicuramente a limitare gli afflussi negli uffici postali. Quindi un appello a tutti è utilizzare gli strumenti che sono informatici, che sono l'app Banco Posta, l'app Postepay, il Banco Posta Online, gli ATM, proprio per limitare al massimo quelli che possono essere i contatti con le persone. Allora, abbiamo moltissime segnalazioni di chi ci scrive che ha ricevuto le mascherine. Allora, e qui è Mauro da Trevignano, vi faccio vedere la foto della mascherina ricevuta. In tanti, questo lo dobbiamo sottolineare, scoperto quanto ha detto anche il sindaco di Treviso Mario Conte ieri sera, verrà consegnata una per nucleo familiare, ci stanno chiamando in tantissimi per dire come mai una sola per nucleo familiare, quindi registriamo, ovviamente riportiamo questa lamentela. Non sono quelle di Zaia, sì, sono quelle che vengono distribuite in queste ore. Ho capito, forse perché non c'è il logo della Regione Veneto, probabilmente qualcuno sottolinea questo aspetto qui. Dunque, ancora niente dalla Protezione Civile. Legato a quello che avete sentito ora dal responsabile dell'area nord-est Poste Italiane Pietro Labruna, vediamo i due cartelli, vi chiederei. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista. Perfetto. In particolare il calendario relativo alle pensioni del mese di aprile è il seguente. Per gli uffici postali aperti tutti i giorni, i cognomi dalla A alla B, giovedì 26 marzo, quindi i primi ovviamente, dalla C alla D, venerdì 27 marzo, dalla E alla K, la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O, lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. E poi ancora per gli uffici postali aperti a giorni alterni, che sono lunedì, mercoledì e venerdì, i cognomi dalla A alla D venerdì 27 marzo, quindi gli anziani che si devono recare a prendere fisicamente la pensione, dalla E alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici che sono aperti invece martedì, giovedì e sabato, i cognomi dalla A alla D giovedì 26 marzo, dalla E alla O la mattina di sabato 28, dalla P alla Z martedì 31 marzo. Questo noi lo ripeteremo all'infinito in modo che possa essere chiaro a tutti voi, perché crediamo sia un servizio importantissimo farvi sapere come andare a ritirare in quali giornate la pensione. Pochi istanti di pubblicità e altri aggiornamenti. Torniamo in diretta 18.09, vi faccio vedere ricoveri in calo in Lombardia, la prima volta dopo il decreto aperte il 40% delle imprese, le code di ora ai traghetti diretti in Sicilia. Tutti abbiamo ricevuto quelle foto, girano sui social da ieri sera, le code a Villa San Giovanni, decine e decine di auto per approdare in Sicilia, quanto di più sbagliato lo sapete, eccole qua, le facciamo vedere anche dal Corriere della Sera, negli scatti che corredano l'articolo di Felice Cavallaro, e sono davvero stupefacenti, definiamole così, perché insomma dopo tutto quello che si è detto e si è ripetuto in queste giornate. Mattarella ha risposto ai detenuti del Veneto che a lui hanno scritto. Mattarella ai detenuti: massimo impegno per migliorare le vostre condizioni, sono preoccupati ovviamente per il sovraffollamento e la possibile diffusione della pandemia, dell'epidemia all'interno delle carceri. Diamo uno sguardo rapidamente, non è ancora cominciata? Sì, credo che sia cominciata.
ma attendiamo qualche istante ancora perché credo proprio stia per partire. Diamo un aggiornamento, ancora nulla. Prima la situazione, volevo farvi risentire il segretario della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, mentre si stanno per accomodare Angelo Borrelli, eccolo qua, e come sempre la dottoressa che garantisce la lingua dei segni, quindi la comprensibilità a tutti, possibile comprensione per tutti ovviamente di quanti seguono. Buonasera, e poi buonasera rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo la conferenza stampa in diretta. Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che oggi mi accompagna nella lettura del bollettino del coronavirus. Oggi partiamo con il dato dei guariti, registriamo 408 guariti, che porta il numero del totale dei guariti a 7.423. Il numero delle persone positive, l'incremento delle persone positive, attualmente positive, è di 3.780. Il totale attuale dei positivi è di 50.418. Di questi 26.522 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3.204 in terapia intensiva, pari al 6% delle persone positive. Il resto sono in ospedale, in reparti ospedalieri ordinari. Purtroppo oggi registriamo anche il numero delle vittime di 602 nuovi deceduti. Per quanto riguarda l'attività di oggi, è proseguita l'attività della centrale remoto di soccorso sanitario. Sono stati trasferiti 4 pazienti, sempre dalla Lombardia. Il totale dei trasferiti dall'inizio dell'emergenza sono 68, di questi 28 pazienti positivi al coronavirus e 40 non positivi. Voglio evidenziare che la Germania ha accolto i primi 2 pazienti che stanno partendo adesso, dovrebbe accogliere un numero complessivo di 8 pazienti positivi, e questo ci evidenzia quanto sia importante la solidarietà internazionale. Altro tipo di solidarietà che voglio evidenziare è la solidarietà degli italiani, che si è manifestato in uno slancio che ha portato a oltre 25 milioni e mezzo di euro raccolti sul conto corrente del Dipartimento nel giro di pochissimi giorni da quando abbiamo aperto il nostro conto corrente, e ricordo a tutti che le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale sanitario, respiratori, per potenziare la capacità di risposta del nostro Paese al contrasto dell'epidemia di coronavirus. Voglio anche ricordare e ringraziare i numerosi paesi che che hanno contribuito alle attività del nostro Paese, in particolar modo la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, Cuba, la Francia e la Germania, che ci hanno messo a disposizione uomini e mezzi per contrastare questa epidemia. Voglio ricordare che questo è il frutto di relazioni che il sistema di protezione civile ha avuto e di relazioni nel nostro Paese nei confronti degli altri Paesi. Con la Federazione Russa io voglio ricordare che c'è stato un rapporto ormai ultradecennale, ricordare che siamo stati coloro i quali sono intervenuti a Beslan nel 2003 in occasione dell'attentato terroristico, oppure quando ci sono stati gli incendi del 2010. È proseguita nel corso del tempo con molti di questi Paesi lo scambio di pratiche, di esperienze, di collaborazione nel settore della protezione civile, e prosegue l'attività di soccorso in caso di emergenza. Voglio anche della protezione civile nazionale, lo sentite ancora in diretta a riportare questi dati della giornata di oggi, guariti 408, in più quindi il totale è 7.423, i positivi
3.780 casi nuovi, che porta il totale a 50.418. E allora ricordiamo le parole del professor Crisanti, poi ascoltiamo Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, come di fatto si unisca al coro degli altri esperti in queste giornate. I contagi nel nostro paese sono 10 volte tanto, e allora questo ci aiuta anche a riportare nelle percentuali corrette, così dobbiamo desumere ovviamente, la letalità di questo virus. Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, questa mattina in diretta nel collegamento durante la straordinaria con Francesca Bozza. Eccolo qua sul tema apertura e chiusura delle aziende. Abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi beni primari, servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero, qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali, io faccio nomi e cognomi con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività. Allora, così Cristian Ferrari. E poi, a proposito di quanto citava il segretario CGIL del Veneto, in corso lo sciopero di 8 ore dei lavoratori Safilo negli stabilimenti di Martignacco in provincia di Udine e Longarone nel Bellunese. La protesta è stata indetta ieri in maniera unitaria dalle sigle sindacali e dunque così per l'aggiornamento. Ve ne diciamo un altro, è il secondo giorno di seguito nel quale calano malati e vittime nel nostro paese, ma questo non è il raggio di sole, dobbiamo ricordarlo, e non deve di certo portarci a uscire di casa per quanti possono restare all'interno delle proprie abitazioni, perché comunque registriamo 622 vittime in più rispetto alla giornata di ieri. Sì, qui adesso l'ANSA riporta dati diversi, vabbè, comunque sì, siamo a circa purtroppo oltre 600 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Dunque, 2 aggiornamenti ancora importanti. Il primo è che il Vinitaly non ci sarà. Quest'anno il Vinitaly, pur ricorderete, abbiamo vissuto in diretta quel pomeriggio quando arrivò, prima da indiscrezioni, poi da notizia ufficiale, lo spostamento nel tempo, nelle giornate di giugno, della Kermesse, che attira esperti da tutto il mondo. Il Vinitaly si celebrerà ormai nel 2021. Il perdurare dell'emergenza a livello nazionale, ha detto il Presidente Verona Fiere danese, e la più recente propagazione dello stesso a livello europeo, oltre a susseguirsi dei decreti urgenti, hanno reso improcrastinabili alcune decisioni, e così il Vinitaly si terrà nel 2021, dunque l'anno prossimo. Poi purtroppo un altro dato che riguarda i nostri medici
sono 24 i morti, i camici bianchi morti dall'inizio dell'emergenza. Così sale a 24 il numero dei medici deceduti, l'aggiornamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, ancora Anelli che vi dicevamo poco fa. Gli ultimi decessi certificati e riportati nella triste lista sono quelli di Rosario Lupo, medico legale di Bergamo, e Giuseppe Fasoli, medico di famiglia in pensione nel Bresciano, tornato in attività per l'emergenza coronavirus. Di molti si è letto appunto anche nelle scorse ore. Allora, sempre nel tema aziende, ascoltiamo l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato in diretta con noi. Prima richiesta al Premier Conte, mai più la presentazione di un decreto così importante, così restrittivo per l'economia del Paese, delle nostre regioni, senza aver prima firmato un testo definitivo. Questo ha ingenerato ovviamente incertezza, ha ingenerato panico e oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di non certezza. Seconda considerazione, il DPCM elenca tutta una serie di aziende e di codici aziendali che consentono o meno di aprire le proprie attività. Il sacrificio che si chiede ai nostri imprenditori è grandissimo, dopodiché vedremo quante aziende rimarranno chiuse, perché fra codici previsti e filiere collegate probabilmente non sarà così impattante, però si chiede comunque un sacrificio enorme ai nostri imprenditori. Ecco, l'economia sta facendo la propria parte e anche il governo deve fare la propria parte, e quindi innanzitutto mettere molte più risorse di quelle previste. È del tutto evidente che quelle previste sono assolutamente inadeguate. Finalmente portare avanti la battaglia contro la burocrazia di questo Paese, che è elefantiaca ed è una zavorra pesantissima, lo è sempre stata per la nostra economia, e questa è l'occasione per farlo davvero. Terzo, liberare quegli 83 miliardi di opere pubbliche già pagate e ferme per motivi amministrativi e burocratici. Allora, così Roberto Marcato, ci rivediamo tra pochissimo con l'edizione veneta dei nostri telegiornali, altri aggiornamenti. Adesso vi facciamo vedere ancora le foto, i video che inviate voi telespettatori, andrà tutto bene. Ci rivediamo tra poco. Dovete stare a casa! Dobbiamo stare tutti a casa!